una zona in cui la gente si andava a sedere, rilassarsi e guardare il fiume, adesso è completamente sommerso. Quella striscia di colore più scuro ondeggiante che si vede emergere dall'acqua. E qui era da dove si entrava e lì hanno bloccato tutto il passaggio. Andiamo a vedere le case che sono a livello. Qua vediamo da più vicino, qua ci si andava a camminare tranquillamente. Non so quanto si possa vedere, ma là in fondo c'è un terrazzo che era appunto un terrazzo che dava sul fiume, che è pieno, e là all'argine il ponte che ormai non esce, non va più sotto tanto l'acqua, ma non si vedono più gli archi.